Ciao a tutti ragazzi, come state? Con questo rumore di motoseghe in sottofondo, però ormai sono uscito dalla nebbia e dietro di me si inizia a intravedere la schiara, spero si veda. Volevo raccontarvi un po' di cose di questo ultimo periodo. Come avete visto dal titolo, ho preso il Covid, non importa quanto attento sia stato, sempre messo la mascherina, anzi sono tra quelle persone che rompe le scatole agli altri per indossarla. Sono riuscito a prenderlo, fortunatamente ho fatto solo 3 giorni di febbre e i restanti 21 di isolamento. Questo è uno dei motivi per cui non ho più fatto video, e l'altro è perché dopo tutto questo periodo passato in casa in divano a marcire, guardare la televisione, mangiare, avevo bisogno proprio di riallacciare il contatto con la natura, e quindi ho fatto diverse escursioni senza fare video, portavo via solo la fotocamera tanto per fare qualche foto. Peccato perché alcuni di quei posti erano davvero selvaggi e meritavano qualche ripresa da condividere con voi, però ho deciso di fare questo appunto perché avevo un assoluto bisogno di natura, di stare in mezzo agli alberi, le rocce, l'erba. La neve non l'ho neanche più trovata perché aveva nevicato da un bel po' ormai, però oggi mi trovo in un posto anche abbastanza turistico. Sono sulla zona del Nevegal, sopra Belluno, in compagnia della Cressi, della nebbia che qua è tornata, e niente, godiamoci assieme un po' questa passeggiata, questa escursione. E tutte le escursioni che ho fatto post isolamento, questa è già la più fredda. Stamattina sono partito con 3 gradi, ok, che erano le 7:30, però freschetto, e il percorso è per adesso una cavolata. Dovremmo fare attorno ai 900 metri di dislivello e siamo sulla mulattiera, come vedete. Per fortuna ho fatto in tempo ancora a vedere i colori autunnali del bosco, anche se sopra i 2000 metri, dove non arriviamo oggi, ma i larici hanno già perso tutti gli aghi arancioni e qui stanno iniziando a perderli, è rimasta solo la cima un po' arancione. Sì? Oh, dove vai? Ciao, ok che non c'è ancora il sole perché dall'altra parte della montagna, ma guardate i larici, che meraviglia. Lì si inizia a intravedere la schiara. Abbiamo abbandonato la mulattiera, un po' noiosa devo dire, però con paesaggi autunnali che meritano veramente, in favore di questo sentiero un po' ripido ma sempre largo come un'autostrada. La Cressi mi aspetta. La nostra prima meta è il Col Visentin a 1700 e qualcosa, e dopo da lì sarà tutta discesa. Finché salgo volevo dire che ieri, esattamente il 13 novembre, era la giornata mondiale della gentilezza, e questa cosa mi ha fatto un sacco riflettere, perché se non fosse stato per i miei genitori che mi hanno tenuto il cane tutti questi giorni di isolamento e mi hanno portato la spesa, non so come avrei fatto, visto che nella mia zona non è attivo nessun servizio di delivery. Mi ha fatto un sacco pensare a tutte le persone sole, magari che sono all'estero per qualche motivo e si trovano in isolamento senza nessuno che gli dà una mano. Penso quindi che
la gentilezza sia una dote fondamentale che ognuno di noi dovrebbe avere o quantomeno coltivare per approcciarsi agli altri, perché essere arroganti quando si può essere gentili. Ad esempio, quando prendi il Covid ci sono le persone che ti trattano, magari a me fortunatamente non è successo, ma ti trattano come un appestato, e altri invece che ti chiedono, sono disposti a darti una mano, come stai, cambia davvero tutto. Quindi mi raccomando, ragazzi, siate gentili, non costa niente, è gratis, migliora la vita a voi e agli altri. Tanto guardate qua, che bellissimo lariceto, si dice così, e qua si sale, si sale. A volte mi chiedo davvero, ma c'è veramente chi passa la domenica ai centri commerciali? Guardate qua, vedete? Il mare di nebbie, i larici arancioni, le montagne là dietro. Cosa manca? Niente, niente. Manca male il paesaggio alla mia destra, cosa dite? Si vede, magari ve lo faccio vedere dopo dall'alto, ma già da qua che siamo usciti dal bosco, gran figata. E intanto il sentiero è diventato ghiaccio. Praticamente, spero si veda, sono partito dal parcheggio qui, salito nel bosco fino a quella specie di casera che si chiama La Grava, credo, mulattiera fino a qua sotto, sentiero ripido fino a qua, primo raggio di sole, antenna del Col Visentin, e dopo cresta fino a che avremo voglia. Mi ritengo veramente fortunato a vivere in una regione che per adesso è ancora gialla, e quindi che sono rimaste consentite le attività all'aria aperta, e per me comunque è come se avessi sempre vissuto in regione gialla, cioè coprifuoco, nessun problema, niente bar, niente negozi, no problem, soprattutto niente assembramenti. Fino a qua tutto ok. Si chiudono i comuni, inizia un po' a diventare problemino. Pensate che è quasi un'ora e mezza che camminiamo e l'unico essere vivente che abbiamo visto è stato uno scoiattolo. Quindi evitiamo alla grande gli assembramenti. Arrivato sul Col Visentin, quasi 2 ore di cammino, persone incrociate 0. Ora mi cambio la maglietta e vi snocciolo tutte le cime qua dietro come se fossero figurine dei Pokémon, sperando di non dire troppe minchiate. Cambio fatto. Allora, vi dirò. Allora, cerco di elencarvi tutte le cime qua attorno, spero di non dire troppe cavolate e correggetemi se sbaglio. Questo sicuramente è il rifugio Col Visentin, sulla cima, un po' di schifose antenne, tutta la sua dorsale fino al rifugio Bistrot. Qua abbiamo tutto l'alpago qui dietro fino a questo
questo dovrebbe essere il col nudo, poi c'è il col mat, il Dolada, forse quello là in fondo è il Duranno, il Monte Borgà qui da qualche parte. Di qua abbiamo, allora il mio dito fa un... ok, questo sicuramente è il Serva, la Schiara, il Pelf, il Pelmo qui dietro, questo potrebbe essere il Civetta, questa qui la Marmolada, i Monti del Sole, che abbiamo le... dove sono? Le pale di San Lucano, le pale di San Martino, qua il Pizzocco, in fondo le vette feltrine, il Pavione, e poi qui abbiamo la Valbelluna qua sotto, la Cressi, tutte queste dorsali fino ad arrivare al Grappa là in fondo, e qua dove abito io, le nuvole. Bene ragazzi, come vedete mi sto lasciando il Col Visentina alle spalle, seguendo qui le creste fino ad arrivare dalla parte opposta e poi scendere al parcheggio. Siccome ho pensato che siccome ho parlato anche troppo per questo video, vi lascio alle immagini con un po' di musichetta sotto. E niente, noi ci vediamo al prossimo. Sono contento di essere tornato appunto a fare qualche ripresa. E niente, ci vediamo al prossimo ragazzi. Siate gentili sempre. Ciao!